Ecco, allora dicevo, buonasera a tutti gli amici di Palermo, grazie per la bella accoglienza riservata, perché Palermo è sempre la città che mi ha portato di fortuna, da prendere la storia mia in circo, oggi. Ecco, io vorrei dedicare questo brano a tutto Palermo, a tutti voi. Vai! Grazie, Paolo dal mio ultimo ufficio commissione che dopo sono venuto anche sotto il film. Allora io volevo una canzone che mi regala ai giovanissimi. Eccola qua, eccola qua, eccola qua, va bene? Ehi, va bene pensare, facciamo un applauso che si rivede la forza! Scendo da bambino, ci metto solo per scordare, e non mi lascio più, e non salverà. Verso il
la Lucella. Allora passiamo adesso alla vera canzone napoletana, la canzone melodica con un brano che sono sicuro sarà riconosciuto. Benissimo. Per favore, quelle persone che sono sopra il chiosco sono gentilmente pregate di scendere. Gentilmente non possiamo andare avanti. C'è la luce, la corrente elettrica, si muore. Allora siamo pronti? Allora andiamo avanti con una canzone. Forza!
batterista. Ok. Dai, forza. Dai, dai.
non me lo permette perché dobbiamo cantare molto per cantare le parole loro. Volevo dire una cosa, io ricevo molte lettere da tante ammiratrici di Palermo, tra le quali questa qua che mi sono adesso da una certa Guiccioli Concetta, quindi facciamo un bel applauso,
volevo dire, io a volte non posso ringraziarvi per lettere così varie, ma comunque scrivete sempre alla Disco 2000 di Milano che vi risponderemo senz'altro, va bene? Grazie a tutti quanti voi che mi scrivete. Andiamo avanti con il mio grosso successo discografico. Questo è un messaggio, di da lì, ecco, vorrei fare la stampa del mio sono arrivato a stampa, non so. Allora, guarda. Ecco qua, andiamo avanti, questo è un sonetto, questo si chiama Kautsuba, è uno strumentino che io suono su, mi diletto, che potete suonare tutti quanti. Ecco, la prossima canzone è la canzone che voglio dedicare a tutti gli uomini che vogliono conquistare una ragazza, vogliono un uomo e che sempre a preso il film perché sono le cose più belle che esistono. Ragazzi, ringraziamo la nostra musica con
Ok, signori, la canzone che ho presentato è a Disco Ringo, sotto il stage. Dai, Gigi, dai, dimmi. Dopo ce la facciamo, non ti preoccupare. Basta canzone dedicata a te. Io uscirò a giugno con un mio nuovo film che porta per titolo Un jeans e la maglietta, che scoprirete dopo. Ma intanto il mio film di novembre invece è la storia, è la mia storia, la storia di ogni artista ed è la storia di questa canzone che vi canto, che io ho voluto dedicare al mio gruppo, alla mia direttore, alla mia direttrice e a tutto Valerio.
messi così, cantate insieme, io e il pubblico di Palermo questa sera. Siccome stiamo registrando un LP dal vivo, in questo LP ci sarà anche una canzone della serata di stasera, quindi andiamo avanti, intanto io vi presento il mio gruppo. Dai!
Grazie, prove da loro. Sì, bene, la canzone che io porterò quest'anno l'abbiamo sceneggiata al Teatro Dante a Palermo, vedete live, con recitazione e la sceneggiata sarà la storia di questa canzone che vi canta, organizzata da Enzo Muto.
C'è gente che tocca i cavi. Vai, pronti? Pronto? Che fai? Allora, pronti? Bene, la situazione che ha fatto prendere il treno a noi per aver superato il braccio di Vincenzo Pagano. La vorrei dedicare a tutti quanti voi, in particolar modo a tutte le mappe del mondo, a tutte le mappe. Si sono calmati, ragazzi. Sono avanti. Nino, per favore, se mi puoi mandare qualcuno della forza pubblica qua sotto, non posso lavorare, c'è gente sul mix. Guardi, per cortesia, togliete la mix, perché altrimenti non può lavorare.